sono antipatici. Poi vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi venne a prendere i senza tetto ed io non dissi niente perché io avevo una casa. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Allora ho pensato che il prossimo sono io, perché nonostante tutto non smetto di credere che le cose possono cambiare. Il prossimo sono io, perché anche con tutti i documenti sono un clandestino. Il prossimo sono io, perché sono una donna e una madre. Il prossimo sono io, perché sono un lavoratore precario a tempo determinato e lavoro per un sindacato. Sono io, perché sono un pensionato con la minima. Sono io, perché sono un uomo che ama un altro uomo, ma non mi sento né sbagliato né un peccatore. Il prossimo sono io, perché sono diversamente abile. Sono io, perché nonostante la TV e i giornali, continuo a pensare. Il prossimo sono io, perché credo che a 40 anni si è già troppo vecchi per governare un paese. Immaginatevi a 70. Sono io, perché vorrei uno studente unico per una classe di 30 insegnanti. Il prossimo sono io perché ho sempre immaginato un mondo in cui per il semplice fatto di essere nato hai il diritto ad una casa, alla salute, all'istruzione e a una vita degna e non importa dove sei nato. Il prossimo sono io perché mi stanno a cuore le nuove generazioni, perché sono il mio futuro. Il prossimo sono io perché credo che i veri terroristi sono quelli che in tutti i modi si vogliono occupare della nostra sicurezza. Il prossimo sono io perché penso che un giorno un essere umano evoluto troverà un permesso di soggiorno, un pacchetto di sicurezza, una direttiva di rimpatrio, un CPT o CIE e li studierà come oggetti preistorici di distruzione e finalmente imparerà dalla storia ciò che non va ripetuto. Il prossimo sono io perché il 3 febbraio del 1996 e il 4 ottobre 2008 ero a Roma a manifestare contro tutti i razzismi e domani ci sarò ancora.